Parliamo quindi di permacultura, un particolare metodo di coltivazione, e per fare questo siamo venuti a Sarturano di Tredozio, il comune Forlì Cesena, e l'azienda che ci ospita è la Capannina, un'azienda multifunzionale dove si coltivano frutta e ortaggi con questo particolare metodo. Ma ce lo faremo spiegare da chi gestisce da diversi anni questa azienda, che è Silvia Chinaglia. Buongiorno Silvia. Allora, siamo nel tuo campo, la vostra è un'azienda multifunzionale, quindi producete ortaggi, producete frutta, ma siete anche una fattoria che ospita, anche perché siete collocati in due percorsi, no? In due circuiti, e quindi molti pellegrini passano di qua e a volte sostano anche da voi. Allora, partiamo innanzitutto dalla descrizione di questa azienda, che è un'azienda, abbiamo detto, multifunzionale, e che adotta un particolare metodo, che è quello della permacultura, che è un mix di biologico, di biodinamico. Lo sintetizzo così. Certo. Raccontaci un po'. E non soltanto il biologico da sempre, permacultura da poco che stiamo studiando ancora, ma oltre a questo facciamo anche l'agricoltura organica rigenerativa. Vuol dire che tutto quello che abbiamo nella nostra, che produciamo, che facciamo, di cui abbiamo bisogno nell'azienda, lo produciamo noi, partendo da concimi, anche la lotta stessa all'insetto infestante. Facciamo i nostri vari preparati con le ortiche, con tutto quello che troviamo naturalmente nella nostra campagna. Diciamo che è corretto dire che la permacultura rispecchia un sistema razionale che si trova appunto nella natura, quindi c'è una sorta di progettazione anche del territorio per riproporre quello che avviene naturalmente, quindi evitando l'utilizzo di fitofarmaci, anche di concimi chimici, insomma. Esattamente. Sì. Ecco, qua vedo che voi usate le foglie che servono per concimare. Per concimare e anche pacciamare. E pacciamare, quindi evitare che le malerbe possano crescere. Esatto. Utilizziamo non soltanto le foglie, ma anche molte volte le potature stesse, foglie o quello che le segature dei tagli del bosco, tutto quello che può essere materia organica noi riutilizziamo. E a proposito di materia organica, vedo che adesso c'è tuo marito in arrivo che sta facendo questa operazione di cui parlavamo. Esatto. Salutiamo, poi parleremo anche noi. Buongiorno. Allora, quindi insomma questa è un'operazione che si fa anche in questo periodo in inverno. Esatto. Torniamo a quelle che sono le vostre coltivazioni. Questo è un frutteto. Quali sono i tipi di frutto che voi coltivate qua? Allora, soprattutto questa è la zona dei nostri lamponi. Abbiamo diverse varietà di piccoli frutti e varietà di lamponi stessi. Quindi qua dove vedete ci sono la coltivazione dei lamponi e lassù anche le more. Quindi voi avete anche comunque animali, poi parleremo anche di questo. E sono molto curioso di sapere un po' la storia, no? Perché tu e il marito, che dopo parleremo anche con lui, come dicevo prima, non siete di qua, insomma siete arrivati qua circa 25 anni fa, esatto. Diciamo è stata proprio una nostra scelta. Prima io sono arrivata dal Brasile, non direttamente dal Brasile perché prima ho fatto una sosta in Germania, poi sono venuta in Italia e naturalmente ho conosciuto mio marito, ci siamo avventurati in campagna avendo l'idea di crescere insieme i nostri ragazzi, i nostri bambini in un ambiente sano, era quella l'idea. Abbiamo scelto insieme questo posto, l'abbiamo comprato e da di lì è partita l'avventura. E insomma siete arrivati fin qua, E siamo arrivati fin qua, esatto. Adesso questo è un momento tranquillo perché insomma siamo in un periodo freddo, insomma febbraio, e quindi insomma un attimino è un riposo anche per voi, no? Perché poi dopo d'estate c'è un lavoro intenso, questo vuol dire anche
avere comodità da un certo punto di vista, che vuol dire vivere in un ambiente incontaminato ma essere anche distanti dal paese, quindi anche avere qualche difficoltà in più, specialmente nei periodi invernali. No, ma ci organizziamo, anche perché nonostante tutto non ci si ferma mai, perché adesso comunque è un momento delle potature e quindi il lavoro comunque in campagna c'è, però sì, è un momento anche di organizzarci per il resto dell'anno, quindi le provviste, diciamo, pensare alle nuove culture, diciamo, mettere a posto l'orto, quindi sì, è una preparazione per quello che deve venire, insomma. Adesso ci facciamo raccontare qualcosa anche dal marito, ci facciamo. D'accordo. Allora Giancarlo Baruzzi, il marito, quindi in campagna vedo che insomma sei tu che segui molte operazioni culturali. Ma sì. Abbiamo detto questo è un frutteto misto dove abbiamo sì lamponi, ma ci sono anche delle piante da frutto un po' recuperate, no? Certo. Che sono vecchie varietà che avete cercato di reintrodurre. Sì, come azienda agricola biologica abbiamo vinto un bando del Parco delle Foreste Casentinesi, dove appunto mettevano a disposizione piante da frutto ma dimenticate, nel senso che sono le antiche varietà di mela, pera, ciliegia, abbiamo un mandorlo, insomma cose che appunto non sono di grandi produzioni ma magari produzioni tardive, essendo qui comunque a 600-700 metri di altitudine e quindi comunque cerchiamo di farci un frutteto per noi, insomma, per il nostro uso. Poi la Silvia fa le trasformazioni in marmellate e varie cose, quindi non è una grande produzione ma sicuramente di qualità e con sapori magari che non si ritrovano nella grande produzione, ecco. Quindi questa è una consociazione, si può dire. È un diversi frutti che convivono e che insomma rientrano nella filosofia della permacultura. Sì, adesso va di moda il nome Food Forest, non so se avete mai sentito parlare, è di fatto una foresta, nella permacultura si riprende quello che è l'equilibrio del bosco, insomma il bosco così com'è fa tutto da sé, insomma, da mangiare alle varie piante, c'è una sorta anche di competizione, ma di fatto c'è un equilibrio che possiamo dire appunto naturale. Ecco che in permacultura si cerca di riprendere insomma questi concetti naturalistici, per cui a nostro vantaggio cerchiamo di sinergizzare, ecco, per così dire, le varie piante. Ecco Giancarlo, io là in fondo vedo che ci sono anche degli olivi, quindi anche a questa altezza l'ulivo si mantiene e riesce a produrre? Allora, questa è una varietà si chiama la ghiacciola di Brisighella, e quindi come dice il nome insomma è un po' più vocata a questi territori. Ghiacciola. Comunque insomma siamo proprio borderline, ecco, infatti non è che sono sviluppatissime, però insomma ci piace avere un po' di varietà, ecco, la biodiversità in questo posto cerchiamo di preservarla, ecco. Non solo frutta ma anche ortaggi, no? Quindi anche qua insomma poi vedo che avete un appezzamento con della paglia, quindi pacciamatura anche questa. E qua sotto cosa c'è? Allora, qui c'è lo scalogno di Romagna. Questa è una zona dove appunto lo scalogno IGP di Romagna, il comune di Tredozzi è uno dei comuni dello scalogno appunto zona IGP. In maniera permaculturale abbiamo cercato di utilizzare la paglia come pacciamatura. Lo scalogno non ha bisogno di irrigazione e quant'altro, però insomma se c'è con questi caldi di quest'estate, se c'è un po' di protezione, male non gli fa. Quindi qua sotto voi avete seminato, piantato i bulbi. Sì. E quindi riescono ad emergere da questa pacciamatura? Sì, adesso siamo ancora a gennaio, quindi comunque è ancora tutto fermo, ecco, però insomma ai primi caldi inizierà a sbucare le foglioline e poi a svilupparsi. Quando andrete a raccogliere questo
Ma diciamo luglio, in estate, ecco, in estate col caldo si inizia a raccogliere, poi è un piccolo pezzettino, insomma, quindi non facciamo tantissimo. Poi qui bisogna comunque rinnovare, cioè bisogna spostarsi ogni 5 anni, bisogna ritornare sullo stesso pezzamento. Poi abbiamo fatto l'anno scorso le patate, insomma abbiamo fatto varie cose in questo punto qui e rotiamo, diciamo. L'approvvigionamento idrico, adesso nel caso dello Scalogno magari non ce n'è bisogno, ma avete qualche accorgimento che vi consente di utilizzare? Le acque piovane, meteoriche, quindi dal tetto della casa, insomma, piuttosto che dal campo, vengono raccolti in un laghetto, in questo caso qui c'è un laghettino, e poi abbiamo nell'altro orto abbiamo delle cisterne sempre di raccolta acqua piovana. Abbiamo una sorgente che purtroppo ormai negli ultimi anni è sempre più secca, insomma già da giugno è secca, quindi non riusciamo più a utilizzarla nell'estate, insomma, calda, e quindi cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo, l'acqua piovana. Giancarlo, poi c'è un particolare rispetto anche per quelli che sono gli ospiti, che a volte sono indesiderati, ma in questo caso voi insomma li lasciate in pace. Io vedo queste piccole montagnette di terra, queste sono talpe. Come mai sono lì le talpe e le lasciate lì? Diciamo che sono arrivate chiaramente in maniera naturale, e le talpe, diciamo che per il praticello magari può essere un problema, ecco, esteticamente, però insomma in agricoltura può essere anche interessante, perché intanto sono degli aratori naturali, arieggiano il terreno. Perché sono arrivate qua? Forse perché loro, cercando i lombrichi, i vermetti, qui c'è la pacciamatura, diciamo, naturale che facciamo noi con i residui vegetali del bosco, delle varie attività vegetali. Evidentemente hanno trovato un ambiente idoneo per la ricerca. Insomma, si trovano bene, stanno qua. Si trovano bene, quindi diciamo, ecco, la sinergia è un concetto di resilienza, cioè si fa con quel che si ha, e quindi la natura c'ha sempre il modo migliore per ottimizzare, insomma, diciamo così, la vita, ecco, perché poi è questo, noi cerchiamo di entrare in equilibrio con la natura, ecco. Quindi non utilizzando chiaramente pesticidi, veleni o concimi sintetici, non utilizzando al minimo le macchine, insomma, aratri o trattori, non compattando, diciamo, il terreno. Ci sono varie metodiche per cui cerchiamo di accompagnare, ecco, quello che è il ciclo naturale della natura, ecco. E in questa multifunzionalità voi avete anche gli animali, no? Quindi gli animali al cortile che adesso andiamo a vedere, non solo talpe, ma insomma anche polli e altre cose. Esatto. Va bene.